Ok, buongiorno a tutti, benvenuti nella casa del Signore. Che il Signore ci benedica questa mattina nella sua presenza. Io sono sicuro che Lui sta già facendo una passeggiata ispettiva, no? Cercando di controllare i nostri cuori e vedendo di seminare qualcosa per la sua gloria. Ok? Se tu hai portato la parola di Dio, io ti invito ad aprire nel Vangelo di Matteo al capitolo 28 e leggeremo alcuni versetti partendo dal versetto 16 che riguardano il grande mandato che il Signore Gesù ci ha dato per andare e fare discepoli di tutti i popoli. Dice così, Matteo capitolo 28 partendo dal versetto 16 dice così: quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato. E vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Questo grande mandato che il Signore ha dato alla sua Chiesa, alla sua famiglia, alla comunità nascente. È interessante come è cominciato il discorso di Gesù, no? Lui ha detto: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Ossia, quando Dio ci manda perché Lui va davanti a noi, ma soprattutto va davanti a noi con la sua onnipotenza. Ossia, Cristo è il nostro pastore, quello che guida la sua Chiesa nelle vie di questo mondo, che a volte ci sembrano così difficili da percorrere, ma lui dice e chiude questo testo dicendo: io sono con voi fino alla fine dell'età presente, ossia non vi mollo, non preoccupatevi perché la mia presenza va con voi. Hai mai sentito nella tua vita l'assenza di Dio? Ok? Tu è interessante che ci sono delle situazioni che tu preghi, tu dici: Signore, ma perché non mi rispondi? Perché non sento, non sperimento la tua presenza? E se noi leggiamo questo testo, il Signore dice: forse non la senti, ma questo non vuol dire che io non sono con te. Allora io ti chiedo questa mattina di cominciare in questo modo, di alzarti, ok? E di pregare insieme a me e dichiarare il nostro Signore mentre noi preghiamo: Signore, io mi fido della tua parola. Tu sei con me fino alla fine dell'età presente. E l'altra dichiarazione che io vorrei che insieme potessimo fare è: Signore, io sono stato salvato e creato per fare discepoli, tutti i popoli. Io faccio parte di quell'esercito di Dio che va in battaglia, che non si siede, che non sta sull'amaca, sulla spiaggia a godersi il panorama. No, io sono un guerriero e voglio andare in battaglia e guadagnare anime per la tua gloria. E vorrei pregare proprio così questa mattina, iniziando questo culto con una dichiarazione proprio di impegno, un patto con Dio, no? Lui ha fatto il patto con noi attraverso il suo sangue, ma noi dobbiamo farlo almeno nel nostro cuore perché Lui possa usarci per la sua gloria. Ok? Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare col Signore e a chiedere veramente che noi possiamo essere quella parte di esercito che il Signore userà per andare in battaglia e strappare anime al nemico. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico perché, Signore, io voglio ricordare insieme ai miei fratelli il momento in cui io ero perso, completamente perso, lontano da te nel mondo. E Signore, c'è stato un momento in cui tu hai guadagnato la mia anima con il tuo sangue, con il tuo sacrificio, Signore. Hai detto:
Io voglio te perché tu sia un mio testimone per la mia gloria. Signore, io e i miei fratelli siamo qua stamattina e non siamo qua per caso, siamo qua per dirti, Signore, che noi vogliamo essere usati per la tua gloria e ricordare che ogni autorità ti è stata data in cielo e sulla terra e tu sarai con noi fino alla fine dell'età presente, non ci mollerai mai. Padre, questo ci deve bastare. Aiutaci, Signore, a fare il meglio per questo Dio che sei tu. Un Dio onnipotente, onnipresente, onnisciente, misericordioso, buono, giusto, compassionevole con ciascuno di noi. Aiutaci, Signore, a essere dei buoni testimoni per la tua gloria, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Ok, prima di sederti, ti chiedo di dare un saluto al tuo fratello, alla tua sorella, di dare un abbraccio, una parola di benedizione. Ok? Rompi questo ghiaccio della domenica mattina, va bene? Dio ti benedica, Dio ti benedica. Ti benedica. Gloria a Dio. Adoriamo il nome del Signore, che solo Lui è degno. Tu sei santo,
Quante meravigliose parole abbiamo appena cantato. È vero? Non è vero? Sei vivente Dio, il mio Salvatore, sempre regnerai. Sei l'eterno Dio, l'Alfa, l'Omega. Il Signore ci conosce e noi abbiamo i nostri cuori pieni di gioia, pieni di gratitudine per la settimana che il Signore ci ha dato. Tante lotte, tante battaglie, ma io sono sicura che anche tante vittorie. Amen? Non è così? È il Signore che va davanti a noi. E la parola del Signore in Prima Cronache dice: splendore e maestà sono davanti a Lui, forza e gioia sono nella dimora del Signore. Tu sei invitato a dare al Signore, dare la gloria che è dovuta al suo nome, forza, onore. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome, portate le offerte, venite nella sua presenza. E è così che noi vogliamo stare qui oggi, Signore, davanti a te, nella tua presenza, Signore. Vogliamo sentire, Signore, la tua voce ai nostri cuori, Signore. Ti chiedo per i miei fratelli che sono qui, Signore. Parla, Signore, in mezzo alla tua chiesa.
Conduce, Signore, la tua Chiesa, Signore. Sei tu, Signore, che ci dai la guida, Signore, in ogni cosa vieni da te. Amen. Cantiamo insieme. Tu puoi dire, Signore, tu sei qui. Tu sei qui. Cantiamo insieme. Tu sei qui, ti muovi fra di noi. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, ti muovi fra di noi. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi. Adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei qui, toccando ogni cuore. Adoro te,
anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, alleluia, tu puoi dire, ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, solo la Chiesa, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Ancora tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, insieme. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore, questo sei Signore. Alleluia, Signore. Non è su di noi, non è su quello che siamo noi, ma è su di quello che tu sei, Signore. Sei il nostro Dio grande, potente e meraviglioso, Signore. Ascolta la lode del tuo popolo, Padre, nel tuo nome, Gesù. Amen. Abbiamo appena cantato dicendo che questo è il nostro Dio, questo è il nostro Signore. E abbiamo detto, tu sei qui. Io credo che il Signore è qua, amen? Non so se tu credi come io, però io credo che il Signore è qua già in mezzo a noi. Io penso che prima di cantare e dare al Signore l'ultima lode di questo momento, possiamo fare una preghiera insieme. Siamo famiglia, siamo fratelli e sorelle, e io penso che pregare insieme è una cosa che tocca proprio il cuore del Signore. Non so com'è andata la tua settimana, se hai avuto qualche problema. Io sono sicuro di tanta cosa che ho vissuto questa settimana, però io credo nel Signore. Io credo in questo testo che dice: tu sei miracoloso, tu sei un Dio di promesse, tu sei luce nel buio, la nostra luce, la nostra speranza. Amen. E io penso che possiamo pregare 2 o 3 persone come sempre facciamo. Dobbiamo già abituarsi di pregare insieme, perché siamo una chiesa che loda, adora e prega insieme. Potete pregare con 2 o 3 persone, puoi anche salutare la persona. Se per caso tu non sai ancora il nome di questa persona, puoi chiedere, puoi conoscere, puoi salutare e dopo pregare insieme. Che grande opportunità di essere benedizione nella vita della tua sorella al tuo fianco, tuo fratello accanto a te. Preghiamo insieme. Tu sei, Signore, miracoloso, un Dio di promesse.
Tu sei tutto ciò che abbiamo bisogno. Grazie Dio, grazie perché sappiamo che sei già in mezzo a noi. Grazie Signore, grazie Dio. Vogliamo sentire, sperimentare, vivere. Grazie Signore. Grazie Gesù. L'unica cosa, Signore, che ci importa è la tua presenza, la presenza dello Spirito. Signore, ti chiediamo di riempire la nostra Chiesa con la presenza dello Spirito Santo. Signore, nel nome di Gesù, fai un'opera grande, Signore. Cambia cuore, cambia vita, cambia tutto. Che possiamo, Signore, sperimentare e vivere questo amore, questa grazia. Alleluia, alleluia. Che tu possa, Signore, guarire ogni cuore. Che tu possa, Signore, trasformare ogni vita, abbracciare ogni persona. Che tu possa, Signore, parlare. Alleluia, alleluia. Lodato sia il tuo nome, Gesù. Grazie Signore per la tua presenza. Grazie Signore. Riempici, Signore, di te. Non c'è nulla che sia, Alleluia, che sia pari a te. alleluia. Non c'è nulla che dia la speranza viva. Possiamo cantare insieme la presenza. La presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Vem, Santo Spirito. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Andiamo insieme. Non c'è nulla che sia pari a te. Non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Cantiamo Chiesa, Santo Spirito. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua
Riccardo di girare un po' queste luci, mi sembra di essere terzo grado, di fare un interrogatorio. Ok, grazie. Fratelli, che preghiera che abbiamo fatto con l'ultima lode. Che preghiera. Ossia, Santo Spirito, riempimi di te. Quando noi preghiamo così, il Signore fa opere potenti attraverso di noi, no? Io non mi sono messo d'accordo col gruppo di lode, ossia il gruppo di lode sapeva, no, del tema della predicazione, ma non sapeva che aprivo proprio con un testo che parla della potenza dello Spirito Santo. E Dio mi stupisce sempre anche in queste piccole cose, no? Però veramente io ritengo che il Signore vuole fare un'opera stamattina, ok? E io penso che noi dobbiamo predisporci a questa opera perché il Signore sta proprio camminando nelle file della sua Chiesa, ok? E Lui vuole avere proprio un contatto con la parte più profonda del tuo essere, ok? Preghiamo che il Signore ci guidi questa mattina in quello che diremo. Nostro Dio, nostro Padre, grazie, Signore, perché questa lode ci ha portato vicino a Te. E adesso, Signore, vicino a Te, Signore, vogliamo ascoltare quel sussurro, Signore, quella parola che viene dal Tuo Spirito. Quella parola, Signore, che cambia le nostre vite. Spirito Santo di Dio, come ha pregato il profeta Ezechiele, Signore, fa che queste ossa rivivano. Spirito di Dio, soffia dai quattro venti e fa rivivere, Signore, questa mattina chi ha la sua fede spenta. Fa rivivere, Signore, la speranza in chi l'ha persa e fa, Signore, che coloro che sono caduti possano rialzarsi attraverso quello che Tu ci dirai. Ti chiedo tutto questo, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Abbiamo cominciato a predicare sulla Chiesa primitiva dei Atti degli Apostoli, no? E io mentre ho studiato diverse volte questo tema nel corso della mia storia da cristiano, no? E ogni volta mi stupisco di una cosa, ossia che Dio vuole usare delle persone veramente improbabili, semplici, per cambiare il mondo. E quando comincio a guardare alla faccia, no? Almeno cerco di immaginarmela, di questi 12 apostoli che hanno cominciato a predicare la parola di Dio, tra di loro non c'erano delle persone preparate teologicamente parlando, c'erano delle persone predisposte a fare la volontà di Dio. Ossia, questo è il segreto di cambiare qualcosa nel mondo spirituale. E Gesù dà una promessa alla Chiesa di Atti degli Apostoli. Stamattina parleremo proprio del grande mandato che il Signore ha dato alla sua Chiesa. In Atti 1,8 c'è scritto così: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in tutta Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino alle estremità della terra. Ossia, il progetto di Dio era che i discepoli andassero, uscissero da Gerusalemme, partissero ovviamente da Gerusalemme e andassero fino all'estremità della terra a testimoniare che c'è un Dio che vive, un Dio che cambia le vite, un Dio che rigenera i cuori, un Dio che rialza le persone che sono cadute. Ed è interessante che se noi andiamo nel greco, perdonatemi questo tecnicismo, ok? Però è importante dirlo, ossia ci sono due parole molto interessanti in questa promessa di Gesù, no? Gesù ovviamente, il Nuovo Testamento voi sapete che è stato scritto nella lingua greca, e come se Gesù avesse detto, ossia la parola a voi riceverete potenza, la parola usata nel greco è la parola dunamis, da cui deriva la parola italiana dinamite, e la parola testimoni deriva da un'altra parola greca che è la parola martus, da cui deriva la parola martire, ok?
E quindi se noi dovessimo leggerlo in qualche modo tradotto letteralmente, la parola di Dio ci dice, e la promessa di Gesù è: ma voi riceverete dinamite quando lo Spirito Santo verrà su di voi e voi sarete martiri fino all'estremità della terra. È questo che dice il Signore, ossia questa dinamite che è stata nei cuori dei discepoli, che ha cambiato le vite di tante, per migliaia e migliaia di persone. La stessa vita che è dentro di loro è dentro di noi oggi. Guarda cosa dice questo testo nel momento in cui scusate, mi mancano gli occhiali. Ah no, ce li ho qua. Okay. Quando è cominciata la storia della nostra famiglia cristiana, che è la Chiesa, e dice così: quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo, improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove si erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro da esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Guarda, osserva questa scena molto interessante. Allora io mi piace soffermarmi su alcuni dettagli della parola di Dio, ok? E lì dice la parola di Dio che a un certo punto lì a Gerusalemme erano riuniti uomini religiosi di tutto il mondo, uomini religiosi che arrivavano da tutte le nazioni dell'impero romano. Allora è interessante che questa cosa succedeva praticamente da secoli. Nell'8° secolo avanti Cristo il popolo di Israele è stato disperso dalla cattività assiro-babilonese e il popolo ebraico in tutto l'impero, che a quell'epoca era l'impero assiro-babilonese, che nel corso poi dei secoli è diventato impero romano, ha costruito delle sinagoghe praticamente in tutto l'impero. Voi sapete che gli ebrei praticamente non si mescolavano con nessuno, ma cercavano di mantenere integra non soltanto la loro cultura, ma anche la loro fede. Ossia, da tutto l'impero dove c'era una piccola comunità ebraica, la gente partiva anno dopo anno, decade dopo decade, secolo dopo secolo. Per 8 secoli le persone andavano a Gerusalemme per cercare la presenza di Dio nella loro vita. E la brutta notizia è che per 8 secoli loro cercavano una cosa che non poteva essere loro data, ossia cercavano soluzioni per le loro difficoltà, soluzioni per i loro peccati, soluzioni per le loro ferite interiori. E a un certo punto, in un punto esatto della storia, Dio ha detto: adesso è il momento in cui tutto il problema dell'essere umano si risolve, perché il mio Spirito Santo entrerà nei miei testimoni, entrerà nei miei discepoli, predicherà la vera parola di Dio, predicherà il regno di Cristo invisibile. E quelle persone quel giorno, non so se avete visto, rimasero confuse. Perché? Perché per epoche le persone hanno cercato soluzioni per i loro problemi e non lo trovavano, e finalmente quel giorno un marasma di discepoli che non avevano nessuna conoscenza teologica, avevano lo Spirito Santo di Dio che avrebbe fatto la differenza nelle loro vite. Allora voglio arrivare all'applicazione pratica. Il mondo là fuori attende qualcuno che gli dica come si fa a uscire dai problemi, come si fa a uscire dalle dipendenze, come si fa a uscire dalle difficoltà quotidiane. E la soluzione, caro mio, sei tu, perché tu hai lo stesso Spirito Santo di Dio che era nei discepoli. Amen, Chiesa. Questo è quello che il Signore ci sta dicendo stamattina. Tu non sei il problema, tu sei la soluzione che Dio ha scelto per questo mondo, perché il tuo Spirito Santo di Dio ha bruciato i tuoi peccati, ti ha reso una persona degna di essere un testimone di Cristo, e tu puoi andare fino all'estremità della terra a raccontare le grandi cose che Dio ha fatto per te. Tu sei un testimone di Cristo, Dio ha scelto te. Nel tuo posto di lavoro Dio ha scelto te, nella tua scuola Dio ha scelto te, nella tua chiesa Dio ha scelto te, nel mondo Dio ha scelto te. Tu hai lo Spirito Santo di Dio che avevano i discepoli, e tu puoi essere un testimone, sì, caro mio, perché lo Spirito Santo ha bruciato tutti i tuoi difetti. È interessante quando io faccio alcuni paralleli tra il battesimo di Gesù
e il battesimo dello Spirito Santo dei discepoli, no? Gesù è stato battezzato e nel momento in cui è stato battezzato Cristo, è una colomba è scesa su di lui. Ti ricordi cosa dice il testo biblico? Mentre sui discepoli è scesa una lingua di fuoco. Perché questa differenza? Perché ovvio, Gesù non aveva niente da purificare. Noi invece siamo stati purificati col fuoco dello Spirito Santo. E il Signore è qua per dirti stamattina, la tua vita per me è perfetta perché tu sei purificato dal fuoco dello Spirito Santo. Allora, dicono che i battisti, qualcuno comincia già a sorridere qua, hanno paura dello Spirito Santo, no? Stamattina ti dimostrerò che io voglio lo Spirito Santo più di ogni altra cosa. Che lo Spirito Santo venga su di noi, fratelli. Ma è una decisione nostra. Non vuol dire niente se io sono sigillato con lo Spirito Santo di Dio all'atto della conversione, perché lo Spirito Santo si può spegnere, lo Spirito Santo si può rattristare, lo Spirito Santo si può dimenticare la sua opera, ma quando noi chiediamo al Signore, Signore, riempi la mia vita col tuo Santo Spirito, la differenza si vede, fratelli. Perché tu sei dinamite e non riesci a contenere questo fuoco che lo Spirito Santo ti dà di testimoniare che c'è un Dio che vive e che cambia le vite delle persone. Tu credi in questo? Amen. Chiesa di Dio, per favore, permetti allo Spirito Santo di riempire la tua esistenza, cedi il diritto della tua vita, della tua anima al Signore, dai in mano a Lui e chiedigli, Signore, fai di me quello che vuoi, ma veramente. Questa settimana parlavo con un fratello della Chiesa e gli dicevo, fratello, la questione di vivere la vita cristiana non è una questione di migliorarsi. La parola di Dio ci dice che la questione è lasciare vivere Cristo dentro di noi. È una questione di sostituzione. Tu devi permettere allo Spirito Santo di sostituirti alla tua vita. Quando tu sei lì in una situazione difficile della tua vita, lascia che lo Spirito Santo parli. Ti ricordi quando Gesù ha detto ai suoi discepoli, non preoccupatevi perché voi sarete portati davanti a re, davanti a governatori, davanti alle autorità del mondo, ma non preoccupatevi perché lo Spirito Santo parlerà per voi. Pastore, io non conosco la parola di Dio, non riesco a testimoniare, non ho conoscenza a fondo. Lascia che lo Spirito Santo parli per te. Basta una parola per cambiare la vita di una persona. Ti ricordi quando Gesù è andato da Matteo e gli ha detto, seguimi. E Matteo si è alzato e la sua vita è cambiata in modo istantaneo e completo. Ha cominciato a diventare il discepolo, uno dei discepoli più vicini a Cristo. E una parola è bastata per cambiare quella vita. E sai perché? Perché lo Spirito Santo parlava attraverso la vita di Cristo. Lascia che Cristo usi la tua vita, la tua bocca, la tua testimonianza per cambiare le vite di tante persone attorno a te. Amen, Chiesa? Primo, noi dobbiamo essere testimoni, lasciare che lo Spirito Santo si sostituisca a noi. Seconda cosa, che dobbiamo essere testimoni oltraggiati ma grati. Questa è una cosa molto interessante. E dice così, i discepoli furono presi in quel tempo dai religiosi che erano i farisei, gli scribi, i sadducei, e dice, chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel tempo per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. E guarda cosa succede poco più avanti. La parola di Dio si diffondeva e il numero di discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti obbediva alla fede, ossia la loro testimonianza aveva raggiunto il nucleo della religiosità di Israele
e stavano conquistando sacerdoti per la gloria di Dio che cambiavano in modo radicale la loro vita, dalla legge di Mosè erano passati alla grazia di Dio e erano felici di essere stati salvati per onore e gloria del nostro Signore Gesù. Ma la cosa interessante è che questi discepoli, dice questo testo, erano felici, grati di essere stati oltraggiati e picchiati e incarcerati per la gloria di Dio. C'è stato, voi conoscete il pastore Elias Dantas, no? Un giorno questo pastore che conosciamo molto bene è venuto qua, ha fatto una conferenza ed è stato interessante che lui ci raccontava un esempio di una chiesa cinese, un pastore, state attenti perché questa mi ha impressionato, gli ho chiesto 2 volte la stessa cosa perché nella mia mente non entrava. Un pastore con una chiesa che si riuniva nelle case, sapete quanti membri c'era questa chiesa? 1 milione di persone. Tu dici i cinesi, vabbè, sono 1,5 miliardi, però un pastore con 1 milione di persone, ogni tanto mi lamento con 200, dico Signore, spiegami com'è possibile questa cosa, no? E a un certo punto, sapete che in Cina è uno dei paesi dove i cristiani soffrono, no? Ma soffrono parecchio. È interessante che un giorno la polizia statale ha fatto una rettata e ha preso un sacco di persone che si riunivano nella casa e le ha imprigionati. Alla notte il pastore a un certo punto sente che nel cortile della sua casa c'è un lamento, un pianto, e tanti fratelli di questa chiesa sono là a piangere in questo cortile della casa del pastore. Il pastore apre le finestre, lui ci raccontava proprio così, e dice: fratelli, ma cosa siete qua a fare? Perché state piangendo? E la risposta di questi fratelli è stata: perché anche noi non siamo stati perseguitati per amore di Cristo? Ossia, capite qual era il problema nella loro vita? Loro invidiavano coloro che erano stati incarcerati perché loro erano stati incarcerati perché avevano testimoniato che la parola di Dio era viva e efficace. Io dico, Signore, che maturità spirituale, che impatto nella società queste persone possono avere, un impatto enorme. Sai una cosa? Sto leggendo il libro di Genesi, no? E una cosa che ha attirato la mia attenzione in questi giorni, mentre leggevo i primi capitoli, no? La storia dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, che questi patriarchi costruivano dei altari di adorazione nel loro momento più top, no? Ossia, Noè, addirittura il primo altare di cui si parla nel libro di Genesi, ha costruito un altare quando? Quando il diluvio è finito, ossia quando la benedizione è arrivata, quando il diluvio è smesso e quando tutto era a posto, costruiva un altare e adorava il Signore. Poi c'è Giacobbe o Isacco o Abramo, no? Isacco costruisce un altare quando? Costruisce un altare quando è stato chiamato da Dio, ossia si sente coinvolto nella chiamata e nell'adorazione al Signore quando Dio gli ha dato una benedizione. Giacobbe costruisce un altare quando ritorna nella sua patria e tutto va a posto, ma c'è un altare, sta attento a quello che ti dico adesso, ok? Sta attento, Rubens. Quell'altare è completamente diverso da tutti gli altri, sai perché? Perché Abramo ha costruito l'altare più importante della storia di coloro che credono in Dio. Ha costruito un altare non quando Dio gli stava per dare una cosa, quando aveva ricevuto una cosa da Dio, ma quando Dio gli stava togliendo una cosa. E lui stava adorando il Signore. Ti ricordi che altare lui ha costruito? Ha costruito un altare quando lui è andato a sacrificare suo figlio e ha detto: adesso costruisco l'altare e onoro il Signore con il mio sacrificio supremo, ossia quel ragazzo che Dio mi ha promesso. Dio me lo sta togliendo, ma io lo adoro, io lo amo, io innalzo il suo nome perché io so che Lui è il mio Signore. E questi discepoli, questi apostoli stavano adorando il Signore quando gli uomini gli stavano togliendo la dignità, quando gli stavano togliendo la parola, li hanno minacciati di non parlare più di Cristo, ma loro che cosa facevano? Adoravano il Signore nel momento in cui gli uomini gli toglievano tutto quello che loro avevano. Allora, fratelli, è facile ringraziare Dio
quando Dio ci dà delle benedizioni, è vero o no? Ma quando Dio ci toglie una cosa è difficile adorare. Ma è questa la differenza che noi dobbiamo fare nel mondo, ossia noi dobbiamo adorare il Signore, costruire un altare di ringraziamento a Dio esattamente nel momento in cui Lui ci toglie qualcosa, perché questo testimonia che noi siamo cittadini del cielo e non di questa terra. Amen, Chiesa. Hai capito come dobbiamo fare per fare la differenza? Tu prova a immaginare una persona che ti osservano nel mondo, nella tua scuola o nel tuo posto di lavoro o con gli amici, e tu dici, caspita, ma quello il Signore gli ha tolto il conto in banca, gli ha tolto il lavoro, gli ha tolto la salute, gli ha tolto tutto e lui continua ad adorare il Signore. Ma chi è questo? Una perla nel buio, una luce che gli altri osservano e dicono, ma chi è questo qua? È ovvio che quando io faccio così le persone osservano e dicono, io voglio sapere chi è questa persona e perché fa così. E questa è la nostra testimonianza, e questo è essere martiri davanti a Dio. Hai capito com'è la differenza? Il Signore ti onorerà in quel momento lì, perché dove siamo noi, e se il Signore è lì dove noi siamo, Lui ci onorerà e ci dirà, ecco figlio mio, adesso tu hai dato buona testimonianza, lascia che io faccia il resto. Ma noi ci lamentiamo, è vero o no, fratelli? Quando il Signore ci toglie qualcosa, siamo subito pronti, no? Come il popolo di Israele. Signore, ma perché c'è il Mar Rosso qua davanti? Ma Signore, perché ci sono le acque amare qua? Ma Signore, perché non c'è la carne? Ma Signore, perché questo, perché l'altro? Perché giriamo intorno a questa montagna? E il Signore dice, perché io sono Dio, io so quello che sto facendo. Ti sto togliendo una cosa perché voglio dartene una che è maggiore. Perché quando Dio chiude una porta, Dio apre un cancello. Perché quando Dio ti toglie una cosa, ti dà il doppio. È così che fa il Signore. Ma Lui vuole vedere la tua fedeltà. Lui vuole vedere la tua adorazione nel momento esatto in cui Dio ti sta togliendo qualche cosa, perché questo farà di te una luce splendente in mezzo alle tenebre. Signore, quanta strada che dobbiamo fare. Punto 3. Essere testimoni, uscendo dai confini della nostra zona di comfort. Qua stava succedendo un grande problema alla Chiesa primitiva, ossia avevano cominciato bene, la spinta missionaria era fortissima, tutti quanti aprivano la bocca, tutti quanti avevano una vita veramente coerente con la parola di Dio, ma a un certo punto arriva l'applauso, no? Perché è interessante quando tu fai la volontà di Dio e tu splendi in mezzo alle tenebre, prima o poi gli applausi arrivano, prima o poi le lusinghe arrivano, e non c'è nemico peggiore che l'applauso e le lusinghe. Sai qual è la grande fame di oggi? Di tutti gli esseri umani. E oggi è interessante che il mondo ha fornito lo strumento ideale perché questa fame venga saziata, no? Sai qual è la grande fame di oggi? Si chiama like. Ossia, tu fai un post sui social network e ogni 2x3 tu vai a vedere quanti like hai. Mi guardate negli occhi per favore, perché è così che funziona. Noi abbiamo bisogno di like per sentirci. Chissà se qualcuno ha messo un like sul mio post, è vero o no? Fratelli, io non faccio più post su Facebook da un'eternità, ok? Perché so come funziona, perché la mente umana è incredibilmente un buco nero di like. Perché? Perché abbiamo perso l'amore di Dio e noi abbiamo bisogno di essere riempiti d'amore quotidiano, ok? Ma la soluzione non è il like, la soluzione è lo Spirito Santo di Dio. E questo testo ci fa vedere una cosa molto interessante, due cose, guarda. Lodando Dio, questa stava parlando della Chiesa, e godendo il favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli, e tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone, ma nessuno degli altri osava unirsi a loro. Il popolo però li esaltava. Ossia, la parola di Dio dice che
godeva di tutto il popolo, la Chiesa, e soprattutto che gli apostoli erano esaltati dalla comunità e dal popolo, ossia gli applausi stavano cominciando a fare un problema veramente grosso nella Chiesa. E se tu vai in Atti degli Apostoli, a un certo punto, noi vedremo nel prossimo punto, ok? Che si stava implodendo su se stessa. Gli applausi stavano cominciando a soddisfare gli apostoli, soddisfare la comunità, e la Chiesa si stava limitando a evangelizzare e la spinta missionaria stava cominciando a essere spenta. Perché? Perché Gerusalemme è il posto dove tutti ci apprezzano. Ok? E Dio fa una cosa molto interessante a questo punto, perché vi ricordate qual è il grande mandato? Andate fino alle estremità della terra. Ossia, non fermatevi lì dove vi applaudono, non fermatevi lì dove vi apprezzano, non fermatevi lì dove le cose riescono bene, ma andate dove ci sono problemi, andate dove ci sono le barriere, andate dove ci sono le difficoltà, perché io è lì che vi mando. A un certo punto l'Apostolo Paolo, se tu vai a leggere il libro degli Atti, vuole andare nelle province dove c'erano le grandi città, e il Signore dice: io non ti voglio là. E in sogno Dio si propone a Paolo e gli dice: non andare là nelle grandi città come Calcedonia, come Efeso, come Berea, no, vai in una piccola città di nome Filippi e là vai a trovare una persona che io ti dirò. E là non trova neanche una sinagoga, trova due persone, una vicino al fiume che si chiamava Lidia e l'altro che ha trovato il suo carceriere che l'ha imprigionato. E da lì, dalla chiesa di Filippi, nasce una delle più grandi chiese dell'antichità. Perché? Perché il Signore ha detto: non è là dove ti fanno gli applausi che io ti vogliono, ma là dove si soffre, là dove hanno bisogno del Vangelo. Guarda cosa dice la parola di Dio. Vi fu, e guarda che cosa Dio ha fatto per scuotere le coscienze della chiesa primitiva. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. E più avanti dice: quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino in Fenicia, a Cipro, a Antiochia, annunciando la parola di Dio, e a nessun altro. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. La mano del Signore era con loro e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. Ossia, il Signore ha detto: ok, voi volete rimanere in Gerusalemme, volete i vostri applausi, volete essere magnificati, volete che vi dicano maestro, allora io mando una persecuzione e così tutti vi disperdete in tutto l'impero e cominciate a testimoniare che c'è un Dio non solo per i giudei, ma un Dio per tutti i popoli, perché il mio piano è globale. Posso dirti una cosa adesso? Stai vivendo in qualche modo una piccola persecuzione quotidiana? Perché ti spiego una cosa, fratello. Noi a volte facciamo un intendimento sbagliato della parola di Dio. Perché sono convinto che se io vi dico: qua in Italia non viviamo persecuzione, ovviamente tutti siamo d'accordo. Perché se facciamo un rapporto tipo paesi come la Corea del Nord, il Sudan, che sono i paesi dove i cristiani soffrono di più nel mondo, là vengono o nel Corno d'Africa, dove i cristiani vengono cacciati dentro in un container e soffrono come dei cani veramente. Allora, ovviamente noi passiamo una persecuzione, ma io intendo che nella parola di Dio non c'è scritto: se uno vivrà una vita pia in Cristo, ossia osservante della parola di Dio, soffrirà tranne che in Italia. È così che c'è scritto nella parola di Dio. Perché se noi viviamo come Cristo vuole, qualcosa io sarò perseguitato, qualcosa io soffrirò, perché sono un testimone di Cristo in mezzo a un mondo che giace nelle tenebre. Se io non soffro qualcosa è perché non do fastidio. Se io non soffro qualcosa è perché la mia bocca non si sta aprendo per glorificare il nome del Signore. Perché tutte le volte che noi andiamo là fuori, il territorio è del nemico. E la parola di Dio dice che noi dobbiamo entrare nel terreno del nemico.
legare l'uomo forte, così che dice Gesù, e poi prendere le sue masserizie. È un combattimento, fratelli. Se io ho rifiutato di combattere per la gloria di Dio, ovviamente non soffrirò niente. Tu sai quella immagine che Agostino di Ippona ha dato una volta in un suo libro che si chiama La città di Dio. Molto interessante questo libro, no? Scritto nel IV secolo d.C., uno dei più grandi pensatori cristiani della storia. E lui dice così, che da una parte c'era la città dei demoni e dall'altra parte c'era la città di Dio. E tra questa città e l'altra c'era un grande muro, ok? E a un certo punto su questo muro si vede, lui racconta, che c'erano delle persone che camminavano avanti e indietro, ok? E gli angeli chiedono ai demoni, ma ascoltate, ma queste persone che stanno camminando sul muro, no? Perché voi non le prendete, non gridate perché cadano dalla vostra parte? La risposta dei demoni: non c'è bisogno, perché già loro appartengono a noi. Hai capito la differenza? Ossia, se tu vuoi stare sul muro, non appartieni a Cristo. Ma se tu vuoi essere un testimone di Cristo, qualcosa soffrirai. Quante volte nel mio ufficio, nell'ufficio del pastore Caio, diceva una sorella prima: sorella, io ringrazio Dio che voi non avete vissuto tutto quello che veramente noi abbiamo vissuto come pastori. Io sinceramente non mi sento di lamentarmi. E sai perché? Io ringrazio Dio. Quante persone sono venute là con il dito puntato e dicono: tu sei un ipocrita, tu sei questo, tu sei l'altro. E sai, all'inizio la cosa fa male, però dopo dico: Signore, do fastidio, gloria al tuo nome. Predico la tua parola, gloria a Dio. Aspetterò che non dico che mi martirizzino, ma che mi accusino, che mi criticano. Vuol dire che se parlano bene o parlano male, va benissimo, vuol dire che io ho fatto quello che tu mi hai chiesto di fare. Se Dio ti ordina di fare una cosa, fratello, non stupirti se qualcosa succede. Non stupirti se andrai a soffrire, perché noi soffriremo con Cristo, ma soffriremo per la sua gloria. E questi uomini che hanno testimoniato, a causa della persecuzione hanno guadagnato un sacco di anime. Perché? Perché hanno fatto la volontà di Dio. E ultima cosa che voglio condividere con te: essere testimoni fino all'estremità della terra. Adesso ti leggerò un testo che tu dirai: pastore, ma cosa ha a che fare questo testo con Atti degli Apostoli? Dopo ti faccio vedere, ok? Allora, questo testo ci parla di un uomo di Dio che si chiama Isacco. Tu sai chi è Isacco, no? Figlio di Abramo, ok? Il figlio, diciamo così, della promessa. E il Signore a un certo punto lo chiama e gli dice: nel paese ci fu una carestia, oltre la prima, che c'era già stata ai tempi d'Abramo, e Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Il Signore gli apparve e gli disse: non scendere in Egitto. Perché? Perché anni prima suo papà, nella carestia che c'era stata, era sceso in Egitto, quasi la sua famiglia era stata distrutta. Abita il paese che io ti dirò, soggiorni in questo paese e io sarò con te e ti benedirò. E Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo, il Signore lo benedisse. Allora, uno straniero in mezzo agli stranieri che non conoscevano la gloria di Dio, non conoscevano la parola di Dio, non conoscevano lo Spirito di Dio, il Signore gli ha detto: adesso fra poco arriva una carestia e la cosa che tu devi fare non soggiornare in Egitto, là c'è abbondanza, ma non c'è la mia presenza, rimani nel momento della carestia fermo dove tu sei, perché io ti benedirò esattamente dove tu sei. Pastore, cosa ha a che fare con noi? Abbiamo i supermercati, i frigo pieni. Sai che non c'è carestia solo di cibo, no? Tu sai che arriverà la carestia nel tuo matrimonio. Tu sai questo, no? Perché i momenti di crisi, di carestia e di siccità nel matrimonio arrivano sì o no? Fratelli, arrivano sì o no?
I momenti di carestia e di siccità arrivano nel tuo conto corrente e arriveranno sì. E i momenti di carestia e di siccità arriveranno nella tua salute. Ma il Signore ti sta dicendo questa mattina: tu vuoi essere un testimone mio? Tu vuoi essere uno che predica la parola di Dio con la tua vita in mezzo a stranieri? Rimani fermo dove io ti ho messo, perché io ti benedirò, e continua a seminare, perché tu raccoglierai il centuplo. È così che funziona, fratelli, perché le persone fuori ci osservano. Il mondo non vuole vedere. Ti ricordi? C'è stato un predicatore una volta che ha detto la seguente frase: predica il Vangelo ovunque tu vai e, se necessario, di una parola. Perché è la nostra vita che cambia la testimonianza. Nel momento della siccità rimani fermo lì, metti le tue ginocchia per terra e chiedi al Signore di attraversare quel momento di siccità come un momento di crescita. Perché il Signore ti farà crescere, ma mentre tu cresci gli altri diranno: wow, com'è che quella persona ringrazia Dio con un cancro? Com'è che quella persona ringrazia Dio senza un centesimo in tasca? Com'è che quella persona ringrazia Dio quando ci sono problemi nel matrimonio e lui rimane fermo e non divorzia come fanno quelli del mondo, e piega le sue ginocchia e chiede al Signore di benedire quel momento? E il Signore dice: io ti benedirò e ti darò 100 volte tanto se tu stai fermo nel posto dove tu sei. È la fermezza, cari miei, che il Signore ci chiede questa mattina. Vuoi essere un testimone di Cristo? Momenti di siccità sicuro che arrivano. Il Signore Gesù ha detto, no? Vi ricordate quando ha detto: nel mondo avrete tribolazione? Gesù non indorava la pillola a nessuno. Ma abbiate coraggio, perché io ho vinto il mondo. Cristo in te ha vinto il mondo. E le persone non faranno altro che fermarsi e guardarti e dire: quella persona è diversa, perché rimane fermo nel punto dove io l'ho messo. In mezzo alle siccità e problemi, lui è un figlio mio determinato. Io mi fermerei qua. Cosa dite? Ti ha parlato il Signore stamattina? Anche a me durante la settimana. Io devo fare dei cambiamenti nella mia vita. E se il Signore ti ha parlato, io credo che anche tu devi fare. Ok? Abbiamo pregato, no, all'inizio: Signore, portaci un cambiamento questa mattina. Io penso che il Signore ci ha risposto. E io vorrei pregare non per te, ma insieme a te. Ok? E questo è un momento di decisione, fratelli. Ricorda, l'immagine più forte che noi possiamo avere in questo momento è quell'altare che ha costruito Abramo. Quell'altare nel momento in cui Dio gli stava togliendo la cosa più preziosa che lui aveva, che era suo figlio. Ma lui che cosa ha fatto? Ha adorato il Signore. Ha adorato. Perché lui sapeva che Dio era in grado di dargli molto di più di quello che lui stava perdendo. E se tu sei qua stamattina e stai dicendo: Signore, io voglio essere un testimone, io voglio andare in guerra con te. Arriveranno ferite, arriveranno. Ma il balsamo del Signore che cura le tue ferite arriverà. Arriverà. Perché il Signore non solo ti manda in battaglia, ma ti cura. Non solo ti fa fare esperienze forti, ma ti porta in braccio nel momento della debolezza. E Lui può fare al di là di quello che noi pensiamo e crediamo nelle nostre vite. Ma dobbiamo dargli spazio libero di agire. Io voglio chiedere insieme a te questa mattina che Lui possa agire. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché questa mattina, Signore, Tu hai parlato ai nostri cuori. Abbiamo avuto un momento meraviglioso di lode,
un momento, Signore, in cui Tu hai seminato dentro di noi la Tua parola e il culto non è ancora finito, le benedizioni non sono ancora finite. Ma Ti chiediamo stamattina, Signore, che Tu possa prendere le nostre esistenze e aiutarci a fare quei cambiamenti profondi, radicali, Signore, che fanno la differenza. Fanno la differenza partendo dalla nostra Gerusalemme, che è la nostra casa, con i nostri cari, un marito, moglie, figli, i parenti vicini. E poi vogliamo uscire, andare nella Giudea, nella Samaria, testimoniare nel nostro posto di lavoro, con i nostri amici, con i nostri colleghi, con i nostri compagni di classe. E infine andare là dove ancora il Tuo nome non è conosciuto dagli stranieri e rimanere fermi nel momento della siccità, fermi nel momento della difficoltà, fermi nel momento della sofferenza e cercare il Tuo volto, Signore. Perché la Tua promessa è che Tu seminerai e raccoglierai insieme a noi 100 volte tanto. C'è qua un popolo, Signore, che ha bisogno della Tua cura spirituale, di mettere un balsamo sulle proprie ferite. Signore, io sono sicuro che quando usciremo da qua, la gioia, Signore, arriverà. Non perché è arrivato quello che noi desideravamo, ma perché sei arrivato Tu e hai messo la mano là dove noi abbiamo bisogno di essere guariti. Tu che stai pregando insieme a me e che hai sentito che il Signore ti stava toccando questa mattina, io ti chiedo di alzarti in questo momento, ok? Perché io voglio pregare insieme a te. Dio ti benedica qua, Dio ti benedica. Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Che opera meravigliosa che lo Spirito Santo ha fatto questa mattina. Gloria a Te, Signore. Spirito Santo di Dio, il Consolatore, il nostro difensore, colui che insieme a Cristo, insieme a Dio Padre, ha creato questo universo. Ha creato ciascuno di noi tessendoci nel seno della nostra mamma. Signore, siamo stati creati con uno scopo e Ti ringrazio, Padre, perché questo popolo sta riconoscendo che siamo stati salvati, Signore, per il Tuo onore e per la Tua gloria. E vogliamo chiederti, Signore, che Tu possa prima fare una profonda guarigione nelle nostre anime e poi, Signore, aiutaci a essere testimoni, Signore, fino all'estremità della terra. Questa Chiesa, Signore, io Ti ringrazio perché ha passato tante difficoltà, tanta siccità, ma è rimasta ferma. Gloria a Dio per la Tua Chiesa, Signore, perché oggi vediamo il risultato della nostra fermezza, Signore. Grazie per averci dato la capacità, Signore, che dipende da Te, di essere rimasti fermi nella tempesta, fermi nella sofferenza. Gloria a Te, Signore. Io so che Tu ci onorerai per questo e Ti benedico, Padre, per i miei fratelli e per le mie sorelle. Grazie nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dai un abbraccio alla persona vicino a te che si è alzata, ok?
Mentre cantiamo, dedichiamo al Signore le nostre decime, le nostre offerte, continuiamo ancora a dedicare la nostra vita all'altare del Signore, mentre cantiamo questa canzone. Tu che sei seduto tra i cherubini, tu che siedi sul trono sui serafini, tu che sei
ringraziamo per tutto, ti ringraziamo per queste offerte, Padre. Benedici ogni famiglia, Signore, che è venuta a consegnare. Ti ringraziamo per ogni cosa, nel tuo nome. Amen. Potete sedervi. Buongiorno a tutti. Un avviso veloce, ok? Prima io vorrei ringraziare, perché lo so che abbiamo tanti anni fa tante persone che hanno lavorato, aiutato a sistemare tante cose della parte della comunicazione della nostra Chiesa, e sappiamo già che avete fatto una strada fino ad oggi, e il pastore mi ha dato un compito di sistemare e organizzare la comunicazione della nostra Chiesa. Fa parte anche del Ministero Arte della Chiesa, e così dopo il pastore mi aver dato questo compito ho subito parlato con Rogelli e abbiamo creato una squadra per sistemare e iniziare a fare un lavoro con la parte della comunicazione proprio della nostra Chiesa a Treviso, Belluno, Conegliano e anche a Padova. Io vorrei oggi farvi vedere, non è perché il pastore ha detto che non abbiamo bisogno di like, ok? Non c'entra niente con quello che il pastore ha detto, però noi crediamo che i social sono importanti per parlare del Signore, mostrare quello che la nostra Chiesa fa, condividere la missione, la visione della nostra Chiesa. Ecco perché stiamo sistemando adesso Instagram, Facebook, YouTube, e abbiamo visto che 43 milioni di italiani, torna là per favore, sono attivi sui social, cioè 73% cercano informazioni, guide o consigli nella rete per fare le cose. Io penso che è importante una Chiesa giovane, una Chiesa viva, una Chiesa che parla del Signore, che condivide il Vangelo, deve essere presente su social. Così stiamo organizzando, e adesso sì, per favore cambia slide, solo per farvi vedere che il nostro Facebook sarebbe lo stesso. Può cambiare per favore. L'unica cosa che abbiamo creato un nuovo profilo sarebbe il nostro profilo su Instagram, ok? Facebook sarebbe lo stesso, nostro profilo su YouTube è lo stesso, però su Instagram adesso abbiamo un nuovo profilo, @Chiesa HP Treviso. Vi chiedo adesso di, se non avete fatto già, di seguire e anche condividere con i suoi amici, ok? E l'ultima cosa che vi chiedo, adesso piano piano Rogelli, per favore, può alzarci così chi non ti conosce puoi conoscere adesso Rogelli. Ho chiesto a lei di essere la responsabile di questo ministero comunicazione, faremo un lavoro insieme, abbiamo già una squadra di quasi 10 persone, pastore, per lavorare. Ogni domenica, sabato vedrete 2 o 3 persone a volte facendo delle foto, piccoli video, eccetera, così possiamo usare Facebook, Instagram, YouTube per evangelizzare, condividere la parola del Signore. Se avete bisogno di qualcosa potete parlare con lei oppure con me. Grazie. Facebook Chiesa Battista Agape è quello già che abbiamo, ok? Se tu sei membro, ospite, non importa, dovete seguire, perché così adesso faremo praticamente ogni giorno una cosa diversa, ok? Instagram allora sarebbe @Chiesa HP Treviso, è questo, ufficiale è questo. Potete già prendere il vostro telefonino, mentre io parlo dovete seguire già, che è così che funziona. Quando usciamo di qua stiamo pensando in cosa si mangia, una carbonara matriciana, eccetera, e dovete fare adesso, prendi il tuo telefonino adesso,
vi chiedo la cortesia di seguire già il nostro canale su YouTube, Chiesa Battista Agape, ok? Nostro sito su internet è questo, però non abbiamo ancora sistemato il nostro sito, ok? L'ultima cosa che vi chiedo, anche per aiutare i nostri pastori, siete leader di un ministero, coppie, bambini, giovani, lode, non importa, ogni evento, ogni cosa che dovete fare, condividere, pubblicizzare, vi chiedo per favore di parlare con Rogelio, così possiamo fare la stessa cosa, siamo la stessa chiesa, così possiamo unificare tutto e dare al nostro Signore questo lavoro. Amen? Grazie. Ah no, questo è il mio. Va bene. Se c'è voce? Ok, allora, ieri sera abbiamo avuto qua un bellissimo evento con i nostri ragazzi, non abbiamo fatto niente di particolare, ma abbiamo visto insieme un film cristiano di una storia vera. C'erano presenti diversi ragazzi ospiti e perciò questa è stata per noi una bellissima conquista. Insomma, la cosa sta crescendo insieme ai nostri giovani, no? Preghiamo che il Signore ci aiuti a gestire bene la cosa, perché la responsabilità è veramente grande. Ossia, arrivano anime che possono stare nel mondo, ma hanno scelto il sabato di venire qua a vedere un film cristiano. Robe che se io ci penso dico, Signore, che miracolo. Questi sono i veri miracoli di Dio, no? Quindi pregate per il nostro gruppo giovani e l'altra cosa che vi chiedo è, fratelli, partecipate alle attività della Chiesa. Ci sono i gruppi di studio biblico durante la settimana, ci sono 4-5 incontri con quello della domenica di preghiera. Entrate, no? Preghiera a chilometro zero, senza costo benzina, per favore. Partecipate agli incontri di preghiera al lunedì, al giovedì, al venerdì, al martedì mattina, alla domenica mattina, ce n'è per tutti i gusti, ok? Io penso di aver detto tutto. Corso di teologia, questo martedì sarà a Conegliano, martedì prossimo invece, non questo ma l'altro, aspetta, in italiano com'è che si dice, questo è prossimo, questo è l'altro, no, perché ogni tanto... Ok, l'altro martedì ci sarà qua il corso di teologia, l'argomento è angelologia e demonologia, ossia un argomento molto interessante che secondo me dovresti conoscere un pochino più a fondo, ok? Impariamo insieme la parola di Dio. Preghiamo, alziamoci in piedi e chiudiamo il nostro culto ringraziando il Signore. Nostro Dio, nostro Padre, grazie per l'onore che ci hai dato, Signore, di partecipare alla tua opera stamattina. E adesso che torneremo alle nostre case, Signore, abbiamo davanti a noi una settimana con sfide, con vittorie, con gioie, forse con delle sofferenze, ma ti chiedo questo, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.